durante il 6-1 tra Crissino e Ragazze. Il Crissino può schierare con il numero 13 Elia Zenne, con il numero 5 Alessandro Faccini, con il numero 6 Andrea Malagoli, con il numero 7 Filippo Schiavo, con il numero 21 Alberto Greco, con il numero 53 Stefano Del Santo, con il numero 66 Renato Ventura, con il numero 74 Diomedes, con il numero 84 Emanuele Garcia, con il numero 54 Adriano Català, allenatore Sergio Silva. Il Breganze può schierare con il numero 32 Francisco Veludo, con il numero 21 Chezzi, con il numero 14 Eloy Michans, con il numero 2 Samuel Amando, con il numero 58 Andrea Scuccato, con il numero 9 Nicola Etis, con il numero 3 Andrea Dalla Valle, con il numero 99 Silvio Costanaro, con il numero 4 Edoardo Lanaro, con il numero 26 Marco Zanfi, allenatore Diego Mir, arbitrano i signori Carmazzi e Di Domenico. Buona partita. Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati per la sesta giornata del massimo campionato di Serie 1 che questa sera vedrà qui al Pala Ferrarin l'Armata Trissinese, grande derby vicentino questa sera. Andiamo a vedere subito quelli che sono i roster di entrambe le formazioni, cominciando dal Trissino con il numero 13 Elia Zen, con il numero 5 Alessandro Faccin, con il numero 6 Andrea Malagoli, con il numero 7 Filippo Schiavo, con il numero 21 Alberto Greco, con il numero 53 Stefano Del Santo, il grande ex di questa partita, quindi con il 66 Reinaldo Ventura, quindi con il 74 Diogo Neves, con l'84 Emanuele Garcia, quindi 54 il secondo portiere il primo portiere ovviamente Adria Català, l'allenatore ovviamente Sergio Silva. Dall'altra parte invece risponde Diego Mir, con Francisco Veludo, Gerard Texido, Eloy Michans con il 14, quindi con il 2 Samuel Amato, con il 58 Andrea Scuccato, con il 9 Nicola Retis, con il 3 Andrea Dalla Valle, con il 99 Silvio Costenaro, con il 4 Edoardo Lanaro, con il 26 Marco Zanfi, come si diceva appunto allenatore Diego Mir. Gli arbitri di questa sera saranno i signori Massimiliano Carmazzi e Di Domenico. Sesta giornata del massimo campionato, come si diceva, entrambe le compagini arrivano da due sconfitte pesanti, quella del Breganze in casa del Bassano di misura, ma comunque la seconda consecutiva invece per il Trissino in casa contro un'altra Armata che ambisce sicuramente allo scudetto, che è il Lodi. Andiamo quindi a vedere quelli che sono gli starting five delle due compagini, con il Trissino che può schierare subito in avanti Faccin, quindi Diogo Neves, Malagoli e Reinaldo Ventura. Ovviamente in porta c'è Adria Català, risponde dall'altra parte invece con Texido, Retis, Michans e Scuccato. Diego Mir in porta ovviamente
c'è Veludo, partita che è iniziata da qualche secondo, ovviamente il risultato fermo sullo 0-0, una grande occasione di riscatto per entrambe le compagini. Andiamo a vedere subito il Trissino in possesso di palla, il tiro intanto subito la staffilata proprio di Neves sull'angolo, però coperto benissimo da Veludo. Michans prova ad andare in avanti per il Breganze, prova a giocarsela lungo la balaustra. Retis adesso al centro della pista, Teixeira, subito un grande pressing da parte di giocatori proprio di Silva con Malagoli, vedete andare subito in pressing contro Michans, ecco, che è costretto a cedere palle verso Teixeira, il capocannoniere del Braganza, sicuramente l'uomo più prolifico, e adesso ha provato con la palla che però esce alla destra della porta, difesa proprio da Català, un'incursione adesso del Trissino che però è stata intercettata. Teixeira, vediamo il 2 contro 1, Teixeira! E miracolo questa volta di Català, che sarà trovato tutto solo lì davanti a Teixeira, una disattenzione della difesa trissinese con adesso Reinaldo Ventura in possesso di pallina, prova ancora con Diogo Neves, ancora Ventura per il Trissino, centro della pista, Neves, continuano a dialogare giocatori di Sergio Silva. Tanto al centro provano a posizionarsi sia Malagoli che il Faccin per quanto riguarda il Trissino, pallina che è stata comunque intercettata dalla difesa rossonera, adesso che prova con Scuccato lungo balaustra tenuto da Neves, centro non capisce però Michans che va comunque a recuperare il pallina, prova ancora ad allargare verso Retis, questa volta Retis prova a resistere a Faccin che va a commettere però un fallo di squadra, il primo fallo di squadra del Trissino. 0 ancora invece quelli commessi dal Breganze, 23 minuti e 0-2 alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato. Michans in possesso di pallina, tiro di Michans sporcato, la pallina che riesce ad essere recuperata proprio da Malagoli che prova a dare l'azione d'attacco del Trissino. Malagoli prova il taglio centrale verso Faccin che non è reattivo però a andare a prendere pallina che rimane a Teixeira, centro per Michans, un'autostrada, Michans, pallina che viene però toccata proprio da Ventura che adesso prova a lanciare Neves che preferisce però la manovra ragionata, chiama intanto lo schema i suoi, ancora Ventura al centro della pista, Ventura prova ad andare via tra i giocatori, perde il contatto con la pallina, quindi viene recuperata subito, Scuccato, prova Scuccato, sta affilata, esce però alla destra della porta, difesa da Català con Michans che va a riprendersi pallina. Due squadre che si stanno affrontando assolutamente a viso aperto, ritmi anche se non elevatissimi, assolutamente piacevoli con entrambe le compagini che stanno cercando di trovare la via del gol con insistenza. Ovviamente c'è da una parte e dall'altra il timore, subire una rete contro una di queste due formazioni indubbiamente non è facile poi andare al recupero. Braganze, seconda miglior attacco della Serie 1 dopo 5 giornate, ma torniamo in cronaca diretta con Ventura. Neves prova a fare girare pallina assieme a Faccina, ancora Ventura sempre nelle retrovie, il drago di Oporto che ormai è italianizzato da un paio di stagioni. Tanto prova la staffilata, Teixeira esce alla sinistra della porta, difesa da Adria Català con Michans disturbato da Faccin. Michans vede il da farsi, preferisce scaricare, adesso Scuccato che prova ad accentrarsi, ritorna ancora una volta lungo balaustra verso Michans, prova in velocità Michans a far fuori Faccin che però non lo molla un secondo. Retis, e attenzione perché arriva il fallo questa volta proprio di Retis nei confronti di Ventura, primo fallo di squadra quindi anche per il Breganze. Malagoli fa riprendere pallina, Neves ancora dietro verso Capitan Ventura, dialogano al centro della pista i giocatori di Silva, prova a partire adesso ancora Reinaldo Ventura dietro porta di Veludo, lungo la balaustra Neves prova a cambiare il gioco verso Malagoli, ancora Neves
prova per le vie centrali, ma è tutto chiuso, si chiude molto bene la difesa del Braganza, mette lì una palla che è facile preda di Veludo, stafilata di Michans, questa volta invece riesce proprio distinto Català, attenzione ancora, alza, schiaccia il palo di Michans, attenzione però in contropiede subito Faccin, viene però bloccato dal ritorno di Teixido, doppia occasione qui per proprio Eloy Michans, il catalano si è trovato 2 volte vicinissimo alla rete del vantaggio per il Braganza, inizialmente con un tiro, poi con un alza e schiaccia molto bello che è andato poi a colpire il palo. Faccin perde il controllo con la pallina, riparte ancora Teixido, Michans ancora ci prova per la deviazione di Scuccato sotto misura, ma difesa del Trissino che sembra essere ben scoperta in queste prime battute, infatti viene subito chiamato il time out da Mister Silva che è sconsolato. Non è soddisfatto ovviamente di questi primi 6 minuti della sua squadra. Attenzione intanto con Neves, prova a dare di pallina a Malagoli dietro porta di Veludo, ancora Malagoli in possesso di pallina con Ventura, viene indicato intanto un fallo per il Trissino e viene chiamato anche il time out voluto proprio da Sergio Silva per il Trissino. Indubbiamente un inizio di partita che ha visto il Braganza molto più aggressivo, ad avere molte più occasioni del Trissino in questi primi 6 minuti scarsi di gioco, infatti è stato subito interrotto il gioco proprio dall'allenatore del Trissino per cercare di mettere un po' d'ordine, come si diceva un Trissino che non sta passando un bellissimo momento visto che ha perso in casa con il Lodi per 6-4 di misura all'ultimo minuto contro il Follonica proprio in terra toscana, mentre come si diceva Braganza viene da una sconfitta pesantissima contro il Bassano dopo essere stato in vantaggio per ben 2 volte, prima sull'1-0, poi una volta raggiunto l'1-1 sul 2-1 ha subito e a fine primo tempo era già sul 7-2, un blackout assoluto in quella partita. E ovviamente bisogna subito riazzerare tutto, ricominciare da questa partita, dal grande derby di questa sera tra Braganza e Trissino. Sappiamo benissimo che Trissino è una squadra costruita per cercare di arrivare fino alla fine, quindi sarebbe ovviamente un motivo di grande riscatto per il Braganza portare a casa 3 punti. Dall'altra parte Trissino però deve cercare di mantenere il contatto con la testa della classifica e cercare di fare punti anche qui in casa del Braganza. Ma torniamo in cronaca diretta con Scuccato che prova a mettere un taglio, viene intercettato Ventura in contropiede, tiro di Ventura e questa volta era Malagoli a 2 passi proprio da Català che per poco non la infilava. Attenzione Faccin, tiro di Faccin, si alza e viene comunque recuperato dai giocatori del Trissimo, ancora con Malagoli dietro porta di Veludo. Malagoli vede il da fase, preferisce ricominciare da Neves, prova a aprire verso Reinaldo Ventura, tiro di Ventura, viene deviato e si alza sopra la traversa proprio di Veludo. Teixido adesso per Braganza cerca di portare pallina oltre il centro della pista, sempre molto alto il pressing da parte dei giocatori del Trissino con Scuccato, adesso Retis dietro ancora verso Teixido, finta il tiro Teixido, ci prova adesso ma c'è il gambale di Faccin, digli di no, e quindi pallina che esce dal rettangolo di gioco. Pallina che dovrà essere recuperata e rimessa in gioco dal Braganza, che lo fa in questo momento con un Scuccato dietro verso Retis supera la metà pista, attenzione, riesce ad andare via 2 giocatori e dà pallina a Teixido si gira. Nessun problema per Català, Amato intanto entra in pista per il Braganza a posto di Eloy Michans. Teixido prova a vedere
se trova un varco centrale ci prova il tiro centrale, nessun problema per Català. Dall'altra parte Ventura fino alla fine viene fermato in maniera regolare secondo l'arbitro. Amato prova ad aprire verso Scuccato, in velocità prova ad andare avanti il Breganze con Retis. Amato, ma rientra anche Reinaldo Ventura che ha qualcosa da dire anche all'arbitro, in questo caso a Carmazzi. Teixeira intanto in possesso di pallina. Amato, Retis, ancora Amato molto indietro rispetto alla linea di centropista, parte da lontano Amato, prova il tiro, deviazione di Scuccato, ma pallina che esce abbondantemente sopra la porta, difesa da Català con intanto il Trissino che è tornato a macinare gioco in avanti con Malagoli che si porta dietro porta di Veludo. Prova ad allargare verso Faccin, ancora Malagoli, prova a fare da boa, Faccin cerca di liberarsi, centro dell'area sempre tenuto molto stretto però proprio da Retis. Malagoli lì che tergiversa, prova ad andare adesso verso Reinaldo Ventura che aveva trovato un varco, l'accelerazione del portoghese, due zampate, era riuscito ad arrivare fino a dentro l'area, quindi aveva provato la staffilata che si è alzata sopra la traversa della porta difesa da Veludo. Intanto rientra anche Michans per quanto riguarda il Breganze, rimane dentro Amato, quindi Retis è quello che è dovuto uscire. Michans intanto finta il tiro, ancora in possesso di palla. Michans dietro verso Teixeira, vede partire Scuccato. Teixeira preferisce tornare però verso l'altro catalano. Michans, Amato, lungo balaustra, 4 secondi per andare alla conclusione, prova a mettere lì la palla a Amato, viene intercettata però ancora una volta da Neves, quindi con Reinaldo Ventura. Centro della pista, Faccin, ancora Neves, Ventura per il Trissino. Cercano di fare un giro a 3 un po' largo i giocatori del Trissino. Intanto Emanuel Garcia pronto alla balaustra per il Trissino, sicuramente il giocatore più prolifico di queste prime 5 giornate del Trissino, assieme con Greco che non è ancora entrato in pista. Prova ad allargare adesso il gioco, Michans verso Teixeira, rallenta però Teixeira, preferisce aspettare il posizionamento dei suoi. Teixeira prova Michans a lanciare Teixeira, in qualche maniera la palla giunge lo stesso al catalano, dietro verso Scuccato, prova ad andare avanti in velocità, Scuccato prova a fare tutto da solo, tiro centrale però nessun problema per Català. Tanto l'arbitro vede un fallo del Trissino e quindi pallina che deve essere rigiocata dal Breganze. 14 minuti 20 secondi alla fine del primo tempo, con il risultato che è ancora bloccato sullo 0-0 qui a Breganze, tra Breganze e Trissino, sesta giornata del massimo campionato di Serie 1 con Faccin adesso per il Trissino, quindi Reinaldo Ventura, Malagoli, Garcia, ecco che è entrato in questo momento in pista per il Trissino. Emanuel Garcia, un passato anche in bianconero del Viareggio, quest'anno sceso alla corte di Sergio Silva per fare grande questo Trissino. Neves con Reinaldo Ventura, prova un'accelerata, Ventura, tiro centrale, nessun problema per Veludo, scontro intanto verso balaustra tra Michans e Neves, al meglio quest'ultimo che lancia Malagoli che prova a fare tutto da solo, pallina che si allunga, viene allontanata da Veludo. Michans centrale per Scuccato, il tiro di Scuccato e questa volta di spalla riesce a metterci una pezza Català. Ha provato una ripartenza velocissima il Breganze fino ad arrivare alla conclusione con Scuccato e questa volta è stata la spalla sinistra di Scuccato ad alzare la pallina ben indirizzata. Tanto rientra in pista anche Retis per il Breganze, ovviamente
panchina molto più lunga per quanto riguarda il Trissino rispetto a quella di Breganze. Mir cerca di dosare le forze dei suoi giocatori. Intanto vediamo che anche Greco, se non erro, si sta scaldando in pista scusate, si sta scaldando in panchina, e si è alzato anche Stefano Del Santo, il grande ex di turno. Attenzione intanto al tiro centrale proprio di Neves, parato però da Veludo. Amato, tiro di Amato. Intanto vediamo che lamenta un colpo della falsa proprio Neves, che va a recuperare la racchetta. Amato intanto in possesso di pallina con Scuccato, sempre il solito gioco di gambe per cercare di trovare e disorientare l'avversario. Michans dietro verso Amato, tiro di Amato dalla distanza, attenzione perché la pallina viene recuperata da Neves. Queste sono cose da evitare per non far partire proprio il contropiede della squadra avversaria. Attenzione a Ventura intanto che si accentra, ma selva di gambe, pallina che viene alzata, quindi nessun problema per Veludo. Michans intanto per il Breganze in possesso di pallina con Amato. Retis lungo balaustra, preferisce tornare verso Michans, prova ad andare Michans in velocità, marcato da Emanuel Garcia. Michans ancora in possesso di pallina, però all'angolo, deve uscirne in qualche maniera, ci riesce in questo momento andando verso Amato. Attenzione Amato, il tiro in avanti che viene poi recuperato da Scuccato in qualche maniera. Amato il tiro dalla distanza, pallina che esce dal rettangolo di gioco. Intanto entra in pista anche Stefano Del Santo con il 53, tanti anni trascorsi qui proprio a Breganze per il difensore nato e cresciuto nel vivaio del Breganze, passato quest'anno al Trissino. Proprio lui in possesso della sua prima pallina, Stefano Del Santo verso Ventura, ancora Del Santo, quindi Garcia. Riprovano il giro a tre, centro della pista, giocatori di Sergio Silva. Del Santo, molto alta anche la linea di difesa. Attenzione intanto, pallina messa lì che rimane lì e per poco Malagoli non ne approfittava, era rimasta lì la pallina che sembrava innocua. Intanto in velocità Scuccato, subito però fermato da Malagoli, preferisce scaricare verso Texido, quindi ancora con Retis. Scuccato ancora in possesso di pallina, attaccato però da Del Santo, ci prova Amato, quindi ancora Retis. Michans, Amato sempre dalle retrovie, prova la staffilata, toccata però e deviata da Ventura, va a smorzarsi fondo della pista. 9 minuti e 57 secondi da giocare ancora in questo primo tempo, il risultato che non si sblocca qui al Palaferrarin, sempre 0-0 tra Breganze e Trissino dopo i primi 5 minuti, dove c'erano state alcune ottime occasioni per il Breganze. Le squadre si sono prese le misure e adesso clamorose occasioni non ce ne sono state negli ultimi minuti, due difese molto accorte e due squadre che per il momento non si vogliono scoprire più di tanto, con il Breganze che va a manovrare. Michans, Amato, rientra intanto Texido al posto di Scuccato per il Breganze. Prova Texido ad andare in avanti, vede il piazzamento dei suoi, preferisce andare da Michans. Attenzione a Michans, gli viene recuperato la pallina da Garcia, che va subito nell'angolino a vedere il posizionamento dei suoi. Emanuel Garcia ancora in possesso di palla, dietro ancora verso il numero 21, l'altro giocatore che vi dicevo, Alberto Greco, che vi dicevo appunto essere il capocannoniere assieme a Garcia. Attenzione però adesso Texido, tiro di Texido
molto bene Català, che è uscito dal rettangolo di porta ed è riuscito a chiudere lo specchio della porta. Pallina che dovrà essere rigiocata proprio dal Braganza, che intanto va a inserire Diego Mirra anche dalla valle. Intanto vediamo che l'arbitro va verso il banco. Tutto pronto per ricominciare a giocare con Dalla Valle pronto verso Texido. Michans, Amato ancora una volta, però va a cozzare contro i parastinchi di Garcia. Attenzione perché in velocità Greco! E si era trovato velocissimo Alberto Greco, è sceso sulla destra e si era trovato a tu per tu proprio con Veludo. Attenzione perché il passaggio di Texido non è arrivato proprio Dalla Valle. Dall'altra parte ha provato a fare la stessa cosa Manuel Garcia, partita che sta subendo un'accelerazione in questi ultimi secondi con Garcia adesso del Trissino, dietro porta di Veludo, pallina dietro verso Stefano Dal Santo, tiro dalla distanza di Greco, pallina che viene recuperata comunque da Dal Santo, ancora per il Trissino, Dal Santo per Emanuele Garcia, dietro porta di Veludo. Garcia vede il piazzamento dei suoi, preferisce partire, ritornare da Ventura, tiro di Ventura e a pugni chiusi Veludo a dirgli di no. Michans adesso in velocità, pallina che gli viene però toccata proprio da Stefano Dal Santo, adesso la riceve la pallina con Greco, Greco si prepara il tiro, Greco gli viene chiuso l'angolo, però l'angolo di tiro riesce a parare Veludo, che però ha qualcosa Veludo da lamentarsi con la sua difesa che l'ha lasciato scoperto in un paio di occasioni. Sappiamo benissimo che abbiamo apprezzato pochi secondi fa la velocità di Alberto Greco, che è andato vicino alla rete del vantaggio per il Trissino. Intanto viene chiamato il time out, questa volta in casa Braganza. Andiamo a riassumere la situazione qui al Pallaferrarin per la sesta giornata del massimo campionato di Serie 1 tra Braganza e Trissino, a 6 minuti e 54 secondi dalla fine del primo tempo, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Andiamo a vedere anche quali sono le altre partite di questa sesta giornata, con Lodi Monza, Forte dei Marmi Viareggio, quindi Scandiano Bassano, Valdagno Correggio, Follonica Sarzana e Sandrigo Montebello. Indubbiamente un primo tempo che ha visto nella primissima parte un Braganza surclassare il Trissino, poi chiamato subito il time out da parte di mister Sergio Silva. Il Trissino è riuscito a prendere le contromisure, da quel momento in poi Braganza ha faticato non poco a trovarsi dalle parti proprio di Adria Català. Qualche occasione l'ha avuta anche il Trissino, soprattutto con Ventura e con Greco. Ricordiamo anche il palo che è stato colpito proprio da Michans durante i primi 5 minuti, ma risultato che non cambia, è sempre 0-0 qui al Pallaferrarin per questo derby. Partita che ricomincia con Michans, prova ad allargare verso Dalla Valle, quindi Amato, lungo balaustra, prova ad andare a prendersi Texido, Texido prova ad accentrarsi, tutto chiuso, preferisce allargare verso Michans, ancora Texido, adesso che la riceve di ritorno la pallina viene però contrastato proprio da Garcia. Texido si gira, tiro di Texido, ma attentissimo Català. Greco intanto prova ad allargare verso Garcia,
quindi Del Santo, ancora Greco per il Trissino, prova a scendere in velocità, ma l'arbitro vede un passaggio in lunetta proprio di Garcia e quindi pallina che dovrà essere restituita al Breganze. Michans intanto in possesso di palla, 6 minuti 13 secondi, Teixido, fine di questo primo tempo sempre 0-0 con Dalla Valle a manovrare pallina. Amato adesso, lungo balaustra per Teixido, Teixido prova di nuovo a riaccentrarsi con Michans, pallina che gli viene tolta però molto bene da Greco, in qualche maniera viene recuperata da Dalla Valle. Il tiro intanto di Amato, attenzione perché adesso il contropiede Del Santo riesce a fare un grande intervento difensivo proprio Samuel Amato e togliere pallina a Stefano Del Santo in una situazione pericolosa, 2 contro 1. Del Santo comunque rimane in possesso di palla per il Trissino con Greco che va a dialogare con Neves e quindi di nuovo con Stefano Del Santo. Prova a partire in velocità Greco questa volta, però è Michans a fermarlo, attenzione perché Michans è caduto a terra, Greco si è subito girato ma verso l'arbitro dicendo appunto di non averlo fatto apposta, ma l'arbitro è andato subito diretto verso il giocatore trissinese per mostrargli il cartellino blu e quindi sarà punizione di prima per il Breganze per questo fallo nell'angolo a sinistra del rettangolo di gioco rispetto alla porta difesa proprio da Veludo, con Teixido, capocannoniere del Breganze con già 9 reti in 5 giornate, che prova ad andare a realizzare questa punizione di prima. Dall'altra parte ovviamente c'è Català che non è molto d'accordo. 5 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo. Teixido contro Català, tutto pronto, prova, parte Teixido, Teixido prova ad alzare e schiaccia, ma Veludo è bravissimo ad alzare gambale e guantone e riesce a chiudere tutti gli spazi. Una ottima parata da parte dell'estremo difensore del Trissino. Trissino che però adesso dovrà subire 2 minuti di superiorità numerica con Michans che ci prova subito il tiro dalla distanza. Teixido, Michans che però va a toccare pallina quando era ancora a terra e viene chiamato subito un time out da parte di Diego Mir. L'occasione è troppo ghiotta per non dare indicazioni ai suoi giocatori, per riuscire a sfruttare al massimo quella che è la superiorità numerica di questi 2 minuti dati al Breganze grazie all'espulsione, al cartellino blu per Greco. E ricordiamo che da quest'anno è possibile chiamare 2 time out per ogni tempo e per ogni squadra, il primo di 60 secondi e il secondo di 30 secondi, potremmo chiamarlo un mini time out che infatti è già scaduto. Adesso il Breganza aveva appena iniziato il power play e vedremo come riuscirà a sfruttare questa occasione con una punizione però che intanto dovrà essere battuta dal Trissino. Tutto pronto per la battuta di questa punizione con Del Santo che da pallina trova verso Neves. Neves prova un'azione in solitaria, Amato va a togliergli pallina. Adesso Amato riporta in su la squadra del Breganze con Michans scuccato che intanto è entrato in pista. Michans scuccato ancora, ovviamente classica difesa con 3 giocatori, prova il tiro intanto Amato, pallina che esce dal rettangolo di gioco, classica difesa come dicevo nel caso di power play della squadra che difende a piramide, a triangolo verso col lato ovviamente largo dove c'è il portiere. Amato, Michans prova scuccato che non riesce però a trovare l'impatto con la pallina. Ottima era stata l'idea di Michans, non è riuscito però a chiudere poi la triangolazione. Scuccato e occasione quindi che sfuma. Neves adesso per il Trissino, viene subito marcata Scuccato, attenzione a Teixido, arriva in raddoppio, riesce a togliere pallina. Teixido
Prova subito il tiro, pallina che viene recuperata da Michans, passaggio in lunetta, questa volta però proprio di Scuccato, e quindi pallina che deve essere rigiocata dal Trissino. Neves, intanto viene visto un fallo di squadra per il Trissino, terzo fallo di squadra del Trissino, uno invece quelli del Braganza. 3 minuti e 40 secondi alla fine di questo primo tempo, con Michans adesso in possesso di pallina e prova Amato, pallina che esce però dal rettangolo di gioco. Non è stata toccata da nessuno, quindi dovrà essere rigiocata dal Trissino. Prova con Neves, che però viene spinto, l'arbitro dice che si può proseguire proprio da Scuccato. Attenzione a Michans, pallina che gli viene però recuperata ancora da Garcia, quindi dal Santo. Intanto è ritornata la parità numerica, quindi nulla di fatto in questo power play per il Braganza, dopo che Teixeira aveva sbagliato appunto la punizione di prima. Grande parata di Adria Català. Il Trissino intanto prova a manovrare ancora con Del Santo. Neves, ancora Del Santo, Facin che intanto è rientrato in pista per la squadra di Sergio Silva, con ancora Facin a dialogare al centro della pista per il Trissino. Mancano 2 secondi, prova il tiro Del Santo fuori dallo specchio della porta. Amato intanto con Teixeira, 2 minuti e 28 secondi, ci prova Scuccato, ancora Teixeira, prova ad allargare Amato. Michans, lungo Baliaustra ancora per Scuccato, ancora ancora Teixeira per la squadra rossonera. Si prova Amato a mettere lì una palla che comunque esce dallo specchio della porta difesa appunto da Català, con Neves dietro verso Facin, ancora Neves, squadra del Trissino che fatica comunque a trovare le vie per avvicinarsi alla porta proprio di Veludo. Merito anche una difesa molto alta del Braganza. Ci prova adesso con un tiro Facin, nessun problema ancora per Veludo. Dietro Dal Santo, carica la bomba, Stefano Dal Santo trova la rete al 24esimo minuto, proprio la rete dell'ex che giustamente non esulta, ma la rete di Stefano Dal Santo per l'1-0, una bomba. Infatti così era conosciuto qui a Braganze, Dal Santo, la bomba. Non sbaglia con il tiro dal centro della pista e va a segnare la rete dell'1-0 per il Trissino. Risultato quindi che si sblocca quasi alla fine del primo tempo. 1 minuto e 26 ancora da giocare in questa prima parte di gioco, con Michans adesso per il Braganza. Michans dietro porta. Michans prova a liberarsi della marcatura di Del Santo. Amato dietro porta, preferisce andare verso Scuccato, lungo Baliaustra, Scuccato ancora per Amato, tiro di Amato. Questa volta la parata di Veludo, scusatemi, di Català. Pallina che comunque tocca il soffitto e dovrà essere rigiocata quindi dal centro della pista. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Attenzione intanto Emanuel Garcia, parte tutto solo ed era riuscito ad arrivare fino alle parti proprio di Veludo. Teixeira adesso dall'altra parte, troppo solo però, trova Michans, si chiude però molto bene la difesa del Trissino, con Neves che va a intercettare pallina. Ovviamente rallenta il gioco, mancano solamente 30 secondi alla fine del primo tempo, che vede il vantaggio del Trissino grazie alla rete siglata 1 minuto fa proprio da Stefano Del Santo. Quindi Neves ancora
sicuramente Trissino che vorrà andare per ultimo alla conclusione. Neves prova a mettere lì una palla e lungo Balaustra finisce il primo tempo tra Braganza e Trissino, con il Trissino in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Stefano Del Santo, con una bomba dal centro della pista al 24esimo, ma sicuramente un derby da vivere per tutti gli altri 25 minuti.
Ben ritrovati quindi amici appassionati di hockey pista. Dal Palaferrarin di Breganze per questo secondo tempo del derby Breganze-Trissino. Partita che si è conclusa dopo il primo tempo con il risultato di 1-0 per il Trissino grazie alla rete al 24esimo minuto di Stefano Dal Santo, una bomba dal centro della pista che si è infilata alla sinistra della porta difesa da Veludo. Adesso inizia il secondo tempo con Breganze che va a schierare Scuccato, Michans, Amato e quindi Teixido ci prova subito Scuccato dalla distanza, mentre Malagoli, Ventura, Dal Santo e Garcia per quanto riguarda invece il Trissino, da una parte ovviamente sempre Veludo, dall'altra sempre Català, i due estremi difensori. Trissino che adesso sta manovrando palline al centro della pista, ci prova con Malagoli, scende lungo Balaustra, Malagoli viene però marcato da Teixido, Malagoli prova il gioco per andare via, preferisce scaricare verso Dal Santo, finta il tiro Dal Santo, prova ancora dietro verso Ventura, anche Ventura finta il tiro, 10 secondi per arrivare alla conclusione per il Trissino. 2 secondi, prova adesso Malagoli in qualche maniera, pallina che viene però recuperata dalla difesa rossonera con Michans. Michans prova in avanti, viene però fermato Teixido. Teixido prova il tiro, però non si fa sorprendere. Català ancora dietro verso Garcia. Garcia per il Trissino, rallenta, prova ad andare verso Ventura, quindi Malagoli si porta dietro porta di Veludo. Malagoli marcato da Michans che riesce a toccare per un attimo pallina che comunque rimane nelle stecche dei giocatori di Sergio Silva, con Ventura al centro della pista. Ventura il tiro che viene, lo vede all'ultimo proprio Veludo. Riesce comunque a metterci una pezza, ancora il Trissino che prova a insistere, una bomba intanto di Malagoli che passa alla destra, alto alla destra della porta difesa da Veludo, con il Breganze che adesso si riporta in avanti con Teixido, prova un'incursione, viene però portato verso l'esterno, all'angolo, quindi prova a riaccentrare l'azione ancora il Breganze. Michans scarica verso Amato, prova in avanti verso Scuccato, pallina che viene recuperata dal Trissino, attenzione al 3 contro 3, prova il taglio troppo alto per Garcia. Adesso partita che sembra prendere anche velocità, perché ovviamente un Breganze che prova a insistere, ha provato adesso con l'incursione proprio Teixido che però viene fermato da Malagoli. Dall'altra parte ovviamente si aprono dei varchi dove i giocatori veloci del Trissino riescono a trovare dei pertugi per arrivare fino alla fine, con Malagoli adesso che però non ha il controllo della pallina e quindi Michans va a riprendersi pallina. Michans marcato da Dal Santo e in raddoppio Garcia riesce ad andare a prendersi la pallina. Garcia velocissimo per Dal Santo, troppo in avanti però Dal Santo rispetto alla pallina, troppo anticipato, con ancora Michans che va lungo Balaustra dietro verso Scuccato, quindi Amato cambia il gioco, Teixido dall'altra parte, provano a dialogare i due catalani, la pallina viene sporcata però da Garcia, recuperata da Malagoli per il Trissino e si ricomincia quindi con Ventura. Dal Santo supera la metapista, Dal Santo trova tutto chiuso, quindi preferisce andare ancora da Ventura, il portoghese si gira, prova ad andare verso Malagoli. Dal Santo, ancora Ventura per il Trissino, prova Malagoli dietro porta, prova un alza e schiaccia Malagoli, troppo vicino al palo, chiude tutto Veludo, pallina che comunque rimane lì nelle stecche del Trissino che continua a insistere. Attenzione a Ventura in questa manovra insistita
riesce però Scuccato ad andare a prendersi la pallina dietro verso Amato, che prova ad allargare Teixido il varco, il tiro di Teixido, però arriva il fischio dell'arbitro che vede un fallo proprio di Scuccato, il secondo fallo di squadra, 3 invece quelli fatti dal Trissino. Partita assolutamente corretta qui al Palea Ferrarin, ricordo sesta giornata del massimo campionato di Serie 1, 20 minuti e 36 secondi alla fine del secondo tempo, sempre Trissino in vantaggio 1-0 grazie alla rete del 24esimo proprio di Stefano Dal Santo, con Braganza che prova ad andare a manovrare, che adesso arriva il tiro Teixido alto non di molto sopra la porta, difesa da Català con Ventura adesso che prova a lanciare ancora una volta Garcia, pallina che viene intercettata però da Michans per il Braganza. Amato, il tiro di Amato che però trova ancora una volta le gambe di Garcia e quindi la pallina che può essere rigiocata in avanti da Malagoli, dietro porta per Malagoli. Ventura adesso prova ad allargare con Stefano Del Santo, i due estremi difensori della squadra di Sergio Silva dialogano al centro della pista, mentre sia Garcia che Malagoli erano al centro dell'area. Garcia aveva anche chiamato lo schema, pallina messa lì e poi pallina che va sull'esterno della rete per il Trissino. Intanto vediamo che deve alzarsi proprio Veludo per andare a sistemarsi uno degli scudi appunto che proteggono le gambe del portiere. Tanto nel primo tempo abbiamo avuto dei parziali con il Lodi in vantaggio 2-1 sul Monza, 2-2 invece il derby toscano tra Forte dei Marmi e Viareggio, con lo Scandiano invece avanti 3-1 sul Bassano, Correggio che sta vincendo 3-2 in quel di Valdagno, Braganza e Trissino appunto 1-0, Follonica Sarzana 4-1 e Sandrigo che sta vincendo 2-1 sull'altro derby vicentino con il Montebello. Vediamo che il portiere sistema all'interno della gabbia, tutto pronto per ripartire il gioco con la pallina che viene recuperata. Attenzione Michans, poi Malagoli, è stato l'intervento difensivo di Scuccato ad evitare il peggio per la difesa del Braganze. Su errore di Michans ne stava approfittando. Attenzione, un'altra quasi intercetto proprio di Malagoli, ancora una volta Michans a tagliare la pista. Attenzione intanto a Teixido sulla tre quarti pista, Teixido prova il gioco di gambe, Teixido e ancora una volta Català dire di no. Attenzione dall'altra parte con Faccin in contropiede e arriva la rete del 2-0 per il Trissino al sesto minuto del secondo tempo. Faccin raddoppia in contropiede con suggerimento di Reinaldo Ventura. E quindi 2-0 il risultato qui al Palea Ferrarina, 19 minuti e 03 secondi. Alla fine del secondo tempo il Trissino si porta in doppio vantaggio e vedremo adesso come saprà reagire la squadra di Diego Mir per andare a cercare di recuperare il risultato. Tanto punizione per il Braganza, Dalla Valle che intanto è entrato in pista, Amato adesso verso Retis che intanto è entrato in pista anche lui, Scuccato, sono usciti sia Teixido che Michans dopo la rete. Attenzione a Dalla Valle che perde pallina, Reinaldo Ventura in velocità, prova adesso Dal Santo, Faccin, Ventura ancora verso Faccin. Ancora Dal Santo in possesso palla, Ventura per il Trissino, intanto un passaggio in lunetta questa volta di Garcia e quindi punizione che dovrà essere battuta dal Braganza. Garcia intanto in possesso di pallina, prova a girarsi
Intanto c'era un oggetto in pista che deve essere tolto. L'arbitro sospende per un attimo la partita, Retis va a togliere l'oggetto e quindi si può ricominciare. Scuccato adesso per il Braganza in avanti verso Retis marcato stretto da due giocatori, riesce in qualche maniera a tenere pallina Retis dietro porta, quindi verso Scuccato allarga verso Michans. Attenzione ancora Retis, prova un alza e schiaccia Retis, niente da fare, chiude tutto proprio l'estremo difensore trissinese Català con il Trissino che adesso va a manovrare di nuovo pallina con Ventura, quindi Faccin prova ad allargare ancora verso Stefano Dal Santo, Garcia dietro ancora verso Reinaldo Ventura, quindi Stefano Dal Santo, ancora Ventura, 17 minuti e 14 secondi, il tiro del Ventura dalla distanza, niente da fare, pallina che viene deviata ed esce dal rettangolo di gioco. Intanto questa volta è Català a chiedere un attimo di pausa per far pulire la visiera. Quindi riassumiamo la situazione qui al Palaferrarin quando mancano 17 minuti e 10 secondi alla fine del secondo tempo. Il risultato vede il Trissino in vantaggio per 2-0 qui al Palaferrarin in questa sesta giornata del massimo campionato di Serie 1 tra Braganza e Trissino, grazie alle reti al primo tempo al 24esimo di Stefano Dal Santo che ha siglato l'1-0 e quindi Faccin al sesto minuto del secondo tempo ha raddoppiato per il 2-0. Tutto pronto quindi per ricominciare con una punizione battuta dal Trissino, prova a girarsi proprio l'autore della rete Faccin, pallina che viene in qualche maniera ribattuta ma che rimane comunque nelle stecche del Trissino con Stefano Dal Santo, quindi Ventura ancora Faccin, l'arbitro assegna un altro fallo per il Braganza che dovrà essere battuto questa volta da Scuccato. Michans prova dalla valle in avanti, Retis ancora per Michans. Michans prova in velocità, marcato però da Dal Santo dietro ancora verso Scuccato all'angolo. Scuccato adesso dietro porta in raddoppio i giocatori di Silva, attenzione perché adesso non si intende con Dalla Valle, pallina che può essere recuperata da Garcia, rientra intanto la difesa del Braganza, ancora Garcia dietro porta proprio di Veludo. Dal Santo, tiro di Dal Santo fuori dallo specchio della porta, pallina che comunque rimane nelle stecche dei giocatori di Sergio Silva con Dal Santo. Ventura, cerca il tiro Ventura, pallina che viene intercettata ma recuperata anche da Garcia, prova a girarsi proprio Faccin e pallina che finisce alta rispetto alla porta difesa appunto da Veludo e quindi pallina che viene rimessa in gioco dal Trissino, scusatemi, dal Braganza con Teixido. Teixido prova ad andare sulla tre quarti, fa tutto da solo e va a terra, l'arbitro dice che si può proseguire con Faccin, però trova Retis sulla sua strada, Faccin perde pallina, Retis riesce ad andare a recuperarla in velocità, Dalla Valle prova ad alzarla e arriva la rete di Dalla Valle al 10° minuto del secondo tempo, dopo che aveva cercato un prima alza e schiaccia, la pallina gli era rimbalzata addosso ed è riuscito al volo a rimetterla dentro per il 2-1 che riapre la partita a 15 minuti e 31 secondi alla fine del secondo tempo. Il giovane Dalla Valle riesce ad andare a riaprire la partita, ci sono proteste da parte dei giocatori e anche da parte dell'allenatore del Trissino, secondo il quale la palla nel rimbalzo è stata rimessa dentro con una parte del corpo
azione in velocità, quindi l'arbitro comunque, che ricorda essere i signori Carmazzi e Di Domenico, hanno convalidato, quindi risultato che cambia dopo il raddoppio di Faccina, il 6° minuto per il Trissino. Al 10° minuto Dalla Valle va a riaprire questo derby. Sappiamo benissimo che le partite di hockey non finiscono mai. Ne sa qualcosa proprio il Trissino, che vinceva a Follonica praticamente a 60 secondi dalla fine ed è riuscito a perdere la partita con una rete a 3 secondi proprio dallo scadere della sirena. Quindi uno dei fascini assoluti dell'hockey pista è proprio il fatto che le partite non finiscono se non quando suona la sirena e l'arbitro fischia. Tutto pronto quindi per ricominciare con... Intanto vediamo degli avvicendamenti anche nella panchina del Braganza, con i due catalani, quindi Michans, Teixido, quindi Retis e Dalla Valle. Dall'altra parte Malagoli, Ventura, quindi con Del Santo e Faccin, risponde Sergio Silva. Adesso Michans. Attenzione intanto in velocità, battuta questa posizione Del Santo, e questa volta miracolo da parte di Veludo, che è riuscito a metterci il guantone. Un'azione in velocità aveva sorpreso tutta la difesa del Braganza. Teixido intanto dietro verso Michans, prova il tiro dalla distanza Michans, e poi sulla ribattuta non riesce ancora Dalla Valle andare a prendere pallina e schiacciarla verso il portiere. Era troppo in avanti. Attenzione, perché dall'altra parte ci prova Malagoli ad andare fino in fondo. Faccina riesce ad andare a recuperare pallina per il Trissino. Ancora Malagoli dietro porta, prova il taglio. Teixido in qualche maniera riesce a intercettare pallina in avanti verso Dalla Valle, quindi Michans si gira lungo Balaustra. Ancora Teixido in avanti verso Retis, al volo prova a girarsi, angolo di incidenza però troppo elevato, e quindi pallina che viene tranquillamente fermata da Adria Català. Intanto entra anche Neves per quanto riguarda il Trissino, con intanto Faccin dietro porta, difesa da Veludo. A marcarlo è proprio Dalla Valle. Malagoli intanto, Neves per il Trissino, tiro dalla distanza che viene però intercettato. Retis prova ad andare in avanti ma è tutto solo, preferisce aspettare ovviamente l'arrivo dei suoi. Retis per Michans che ne appoggia, attenzione però perché Malagoli capisce tutto, prova Malagoli centrale il tiro, Veludo a metterci una pezza. Michans intanto a lungo Balaustra, 13 minuti e 14 alla fine del secondo tempo. Ancora Michans in avanti, marcato però da Neves, pallina che viene persa comunque dal Braganza. Attenzione a Del Santo, prova il passaggio di ritorno, c'è lì però ancora Retis, quindi Michans per il Braganza. Ancora Dalla Valle, quindi Teixido, Michans, ancora Teixido, centro sulla tre quarti pista, prova il tiro e stanno delle rete per Teixido, quindi Retis insiste ancora il Braganza. Un buon momento per la squadra di Diego Mir, che ha preso coraggio dopo la rete del 2-1, ma viene commesso il quarto fallo di squadra adesso per il Braganza. 3 invece fermo, sempre da 3 falli il Trissino, con 12 minuti e 25 secondi da giocare in questo secondo tempo. Ci prova adesso Greco, è entrato in pista per la squadra di Sergio Silva, quindi Greco, ancora Neves, quindi apre per Faccin,
molto alta la difesa del Braganza, aspetta i giocatori del Trissino su una linea lungo il centro della pista. Retis intanto dalla valle lungo la balaustra è controllato però da Neves, preferisce tornare verso Retis, ancora verso Michans, il centro della pista. Malagoli però non lo lascia un attimo, quindi preferisce Teixido. Amato, il tiro di Amato dalla distanza, pallina che si impenna, esce dal rettangolo di gioco. 11 minuti 38 secondi alla fine del secondo tempo, 2-1 il risultato qui al Palaferrarina tra Braganza e Trissino. 2-1 per il Trissino con Greco adesso in possesso di pallina per il Trissino, prova a andarsene in velocità ma preferisce tornare da Neves, quindi Faccin gira tra il centro della pista per il Trissino. Malagoli prova a vedere il piazzamento dei suoi, preferisce tornare però ancora da Neves, marcato da Michans. Neves passa dietro a porta di Veludo, prova a lanciare Greco in velocità, non ci riesce. Faccin, il tiro di Faccin a mezza altezza, è parato però ancora una volta da Veludo, perde il contatto con la pallina invece Michans. Ancora Greco per il Trissino, prova in avanti con Neves. Partono sempre molto da distanti i giocatori di Sergio Silva andare a costruire la manovra. Attenzione perché riesce a liberarsi molto bene, pericolosissimo l'incursione di Neves. Pallina non esce di molto alla destra della porta difesa da Veludo. Braganza che recupera pallina con Michans, quindi Retis prova in accelerazione. Retis troppo isolato però in avanti, adesso prova a rientrare anche Scuccato per la squadra di Diego Mir. Scuccato prova il tiro che però viene ribattuto dallo stesso Faccin. Scuccato ancora in possesso palla, riesce a girarsi, nessun problema però per Català, quindi in avanti adesso Trissino. Malagoli dietro ancora verso Greco, pallina messa al centro area che viene però intercettata dallo stesso Retis per il Braganza. Scuccato lungo balaustra, molto alta adesso anche la difesa del Trissino. Michans che non riesce ad avere un controllo felice, perde pallina, quindi Neves dietro porta di Veludo. Neves riesce in qualche maniera a girarsi. Faccin quindi prova ad allargare il gioco, si accentra Greco per il tiro che si spegne alla sinistra della porta di Veludo. Attenzione a Michans, ci prova in velocità, niente da fare in mezzo a tre, non riesce a entrare, riesce comunque in qualche maniera. Amato che prova a girarsi, ci mette ancora il guantone Català e niente da fare, sempre 2-1 il risultato, 8:33 da giocare ancora in questo secondo tempo. Entra intanto Emanuel Garcia per il Trissino con Neves a centro della pista verso Malagoli, quindi ancora Neves scusate Garcia, Faccin, Neves tre quarti pista, ancora Garcia per il Trissino, preferisce tornare dietro, cerca il varco Faccin, il tiro di Faccin a doppie mani, allontana la pallina Veludo. Neves, adesso Garcia, ancora Neves, finta il tiro, prova adesso un'accelerazione, perde per un attimo il controllo con la pallina e lo recupera Garcia per il Trissino. Dietro ancora Faccin, attenzione intanto a Scuccato che riesce ad andare a recuperare pallina, prova un alza e schiaccia
pallina che però va rimbalza proprio sul corpo di Neves e non riesce quindi ad andare alla conclusione. Scuccato. Trissino che prova a manovrare molto largo per cercare di andare a trovare un varco nella difesa del Braganza. Tanto finisce a terra Michans, l'arbitro dice che si può proseguire. Scuccato. Entra Dalla Valle al posto proprio di Retis. Attenzione al Trissino che ci prova adesso un'azione in velocità conclusa da Malagoli. Veludo che para, ma pallina che rimane nelle stecche del Trissino. Intanto entra anche Reinaldo Ventura nelle fila del Trissino. Ventura adesso in possesso proprio di pallina, 6 minuti e 15 secondi alla fine del secondo tempo, 2-1 per Trissino qui al Pala Ferrarin. Scuccato in velocità, va a recuperare pallina e ha provato un retropassaggio che è stato subito intercettato. Attenzione a Ventura, quindi Garcia dietro verso Neves, quindi ancora Ventura, si gira in velocità Garcia, pallina che comunque si alza alla destra della porta difesa da Veludo e quindi il risultato non cambia, sempre 2-1 a 5 minuti e 48 secondi alla fine del secondo tempo qui al Pala Ferrarin. Dalla Valle adesso per il Trissino, scusate, per il Braganza. Centrale, il tiro per Amato, prova a girarsi in velocità ancora Dalla Valle. Amato riesce a recuperare la pallina. Garcia per il Trissino, vede il piazzamento dei suoi, preferisce rallentare ed aspettare l'arrivo dei rinforzi. Ovviamente Trissino non ha nessuna intenzione di andare a forzare i tempi. Malagoli adesso dietro porta, difesa da Veludo con Ventura, lungo balaustra adesso per Neves prova a alzarsi pallina e viene però intercettata da Dalla Valle, quindi Teixido che è entrato in pista per la squadra di Diego Mir. Ancora Teixido, ci prova Teixido per vie centrali, pallina che esce alla destra di Català, ancora Teixido allarga il gioco verso Scuccato. Amato, palla centrale, Amato, e Malagoli però intercetta. Reinaldo Ventura prova in velocità, Ventura, il tiro che esce dallo specchio della porta, pallina che dovrà essere rigiocata dal Braganza con Amato. 4 minuti e 8 secondi alla fine del secondo tempo. Amato, Teixido apre verso Dalla Valle, ancora Scuccato, ancora Teixido, prova il gioco da dietro porta, non gli riesce, pallina che per un attimo rimane a Dalla Valle ma viene recuperata da Malagoli. Quindi Neves ancora con Ventura, Malagoli, ancora Ventura, Neves prova ad allargarsi la squadra di Sergio Silva, ovviamente cerca di addormentare il gioco. Intanto viene chiamato il time out da parte di Diego Mir. 180 secondi di gioco ancora prima della fine del secondo tempo. Amato, Scuccato per il Braganza, ancora centrale per Teixido,
ancora Amato, tiro di Amato e la rete del pareggio di Samuel Amato al 23esimo minuto. Il Breganze va a pareggiare la partita, questo derby emozionantissimo che ricordo a 2 minuti e 45 secondi alla fine del secondo tempo. Il risultato è di 2-2 qui al Pala Ferrarin dopo la rete iniziale di Dal Santo al 24esimo per l'1-0 del Trissino. È arrivato il raddoppio di Faccin al 6° minuto per il 2-0 nel secondo tempo, però a 4 minuti dalla rete di Faccin è arrivata la rete al 10° minuto di Dalla Valle per il 2-1 e quindi al 23esimo la rete di Samuel Amato per il Breganze, che così va a pareggiare i conti di questo derby. Ovviamente, come si diceva, le partite non finiscono mai e giocare ancora 165 secondi è un'eternità nell'hockey pista. Riparte Trissino in velocità con Neves, tiro centrale di Neves, adesso Samuel Amato che va a recuperare pallina, Michans intanto che è rientrato in pista per questi ultimi 2 minuti. Michans però si fa intercettare pallina, attenzione perché Ventura è ripartito in velocità, si allunga troppo la pallina Ventura, attenzione adesso tutte e due le squadre vogliono andare a mettere il colpo gobbo, ci prova e ci riesce Eloy Michans! Eloy Michans dopo pochi secondi dalla rete di Samuel Amato va a siglare la rete del sorpasso. Come si diceva, le partite di hockey non finiscono mai ed Eloy Michans porta in vantaggio 2 minuti e 17 secondi dalla fine del secondo tempo il Breganze in questo derby spettacolare che si sta giocando qui al Pala Ferrarin. Dopo il recupero di Amato, anche la rete di Eloy Michans che per il momento sta regalando questo derby al Breganze. Ovviamente il discorso continua a valere perché adesso da giocare ci sono 137 secondi e abbiamo visto come entrambe le squadre comunque dopo il pareggio del Breganze avessero aumentato i ritmi per cercare di andare a mettere la zampata per andare a vincere e per il momento questo aumento di velocità ha favorito il Breganze, ma come vi dicevo 137 secondi ancora tutti da vivere qui al Pala Ferrarin con Ventura adesso per il Trissino, in avanti subito la pallina per Neves che non riesce però ad andarla a deviare. Attenzione perché adesso c'è una grande pressione da parte dei giocatori del Trissino con Garcia che va a prendersi il quinto fallo di squadra. 2 minuti 5 secondi alla fine del derby Breganze Trissino con Malagoli. Adesso è ancora Garcia dietro per Reinaldo Ventura, prova a girarsi Garcia, attenzione a Michans, riesce ad andare a prendersi pallina, Michans prova a girarsi, Michans pallina centrale che rimane lì, attenzione però perché riparte in velocità subito il Trissino, Malagoli con Teixeira si scontrano. L'arbitro dice che si può proseguire. Ventura, tiro di Ventura per il 3-3. Le partite non finiscono mai. Reinaldo Ventura, incredibile. Al 24esimo va a pareggiare la partita. Seconda parte di secondo tempo pazzesca qui al Pala Ferrarin, quello che non si è vissuto, 3 reti che avevano prima capovolto completamente la situazione per il Breganze e poi quando sembrava tutto finito è arrivata anche la rete del pareggio di Reinaldo Ventura. A questo punto vi consiglio di seguire anche questi ultimi 96 secondi di gioco
che sicuramente saranno da cardiopalma qui al Palaferro Arena. 3-3 tra Braganza e Trissino. Amato per il Braganza con subito grande pressione da parte appunto di Garcia, il blocco intanto di Michans. Carmazzi però dice che il fallo è di Garcia e quindi si dovrà ricominciare con la punizione per il Braganza. Teixido, 1 minuto e 25 secondi da giocare, ancora Teixido, prova e finta il tiro, Teixido preferisce tornare verso Amato, quindi ancora Michans, allarga il gioco verso Teixido, insiste il Braganza in avanti, 13 secondi per arrivare alla conclusione. Teixido prova ancora verso Scuccato, 5 secondi per andare alla conclusione. Incredibile, pazzesco quello che si sta vivendo qui al Palaferro Arena. Pazzesco la rete di Michans a 55 secondi dalla fine, che porta di nuovo in vantaggio il Braganza. Partita memorabile qui al Palaferro Arena, un derby pazzesco tra Braganza e Trissino, continui capovolgimenti di fronte e quindi 55 secondi ancora da giocare e chissà cos'altro ci riserverà questo derby, che è stato fino a questo momento pazzesco, con Neves che ci prova adesso a mettere dentro la pallina. Malagoli, ancora Ventura, 35 secondi per arrivare alla conclusione, 23 per arrivare alla conclusione per il Trissino. Si prova a girarsi, niente da fare, prova dalla distanza e Teixido non riesce a centrare la porta, visto che si sta giocando con un giocatore di movimento in più. Il Trissino ha tolto il portiere. 12 secondi, si prova adesso Malagoli, pallina che esce però con Garcia. 6 secondi, tiro di Garcia e butta in avanti pallina Teixido e finisce qui il derby tra Braganza e Trissino, un derby, come vi dico, pazzesco assolutamente. Spero che l'abbiate vissuto in diretta con noi, è stata una cosa fenomenale. Innanzitutto nel primo tempo il Trissino si porta in vantaggio al 24esimo con Dal Santo, al sesto con Faccin. Secondo tempo arriva la rete del 2-1 con Dalla Valle al 10° minuto, quindi il pareggio di Amato per il 2-2. Passano pochi secondi e il vantaggio del Braganza con Michans per il 3-2. Passano ancora pochi secondi, Ventura 24esimo per il 3-3, ma ancora una manciata di secondi per avere la rete del 4-3 definitivo di Eloy Michans, che regala quindi i 3 punti al Braganza. E come sempre si dice, i derby sono partite che non hanno senso, sono partite fatte soprattutto con il cuore, e stasera Braganza e Trissino hanno dato grandissimo spettacolo, un derby bellissimo che abbiamo vissuto assieme. Spero quindi che vi siate divertiti a essere in collegamento con noi qui dal Palaferro Arena. Da parte quindi di Marco Silvestri della regia, Studio 7 HD, Ivo Peretto alla telecronaca, la più cordiale buonasera.